PAST direttore internazionale Domenico Messina, PAST Presidente del Consiglio dei Governatori Salvo Giacona, carissimo Franco Cirillo, primo vicegovernatore, carissimo Maurizio Gibilaro, secondo vicegovernatore, carissimi PAST Franco Freni Terranova, Enzo Leone, Rosario Pellegrino, Antonio Pogliese, Salvo Ingrassia, Enzo Spada, carissimi presidenti di zona e di circoscrizione, officer presenti e gentili ospiti, buona giornata. Io sono veramente emozionata oggi di essere qui con voi per un momento che sento molto molto delicato. Intanto vedervi qui così composti e con la necessità di dover comunque rispettare rigorosamente le regole anti-Covid, e vi prego, il distanziamento c'è, le mascherine le abbiamo, però cerchiamo, arriva il PAST governatore Sartorio che prego di avvicinarsi, che ha il posto riservato. Dicevo, stiamo attenti anche per quanto riguarda i comportamenti, perché il nostro essere molto affettuosi fra di noi e aver avuto sempre certi atteggiamenti e comportamenti ci portano magari ad eludere inconsapevolmente il distanziamento. Quindi imponiamoci di stare un pochino distanti e di movimentarci il meno possibile, perché così riduciamo assolutamente ogni rischio. Quindi io vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per aver assecondato intanto quest'idea, l'idea degli Stati Generali dell'Ionismo siciliano, che è stata in primis appoggiata dai PAST governatori nel corso della prima consulta. Ne abbiamo parlato e devo dire che c'è stata subito una disponibilità, ma la condivisione di questo momento ho ritenuto doverla poi portare anche al secondo gabinetto distrettuale che abbiamo fatto, e anche lì devo dire che c'è stata una unanime condivisione, proprio nel senso che si è condiviso l'importanza in questo momento di fare un ragionamento che nasce limitato nella partecipazione, e devo dire meno male che era stato inteso così, perché sin da subito abbiamo chiuso alla partecipazione soltanto ad alcuni esponenti, non per essere settoriali o voler fare delle differenze rispetto alle potenzialità che la nostra associazione presenta, ma perché riteniamo che nel momento in cui si svolgono dei ruoli è assolutamente necessaria l'assunzione di responsabilità da parte di chi quei ruoli ricopre. Bene, questo richiamo alla responsabilità, questo privilegio, io dico, della responsabilità, perché serviamo la nostra associazione, che è, diciamo sempre, la più grande associazione di servizio umanitario nel mondo, ci pone sulle spalle oggi la responsabilità di fare il punto della situazione e di tracciare una strada. Perché il punto della situazione? Perché se c'è una cosa che noi in questi anni abbiamo compreso è che la nostra associazione non ama alcuna improvvisazione. Non è vincente, non è la strada giusta per poter in qualche modo intraprendere percorsi. La nostra è un'associazione che richiede organizzazione, che richiede impegno e che richiede, lo diciamo spesso, consapevolezza. Per esserci dalla consapevolezza poi nasce a ritroso il dovere che sentiamo di programmare e di organizzarci al meglio. E perché gli Stati Generali in questo momento? Perché questo distretto, vedete, a volte ci si abitua in un ambiente, ci si abitua al bello di un ambiente, ci si abitua anche alle cose
cose negative di un ambiente, come quando uno entra, sta in una stanza, certe volte dice ma qui c'è aria viziata perché viene da fuori, no? Noi abbiamo una realtà alla quale nel bene e nel male ci siamo abituati, una realtà che è stata segnata dalla storia e dall'impegno di tante persone che io ritengo veramente eccellenti nell'ambito laionistico, internazionale, europeo e nazionale. Vedete, io l'ho scritto nella lettera con cui vi ho invitati ad essere qui e ho detto siamo un unicum al mondo, eppure forse non ci abbiamo fatto caso abbastanza, e non solo per inorgoglirci, ma anche per le responsabilità che ne derivano. Noi abbiamo un past presidente internazionale stimatissimo, rispettatissimo, che saluto e abbraccio con grande affetto perché è sempre presente, perché ci segue e perché non ci fa mancare mai i suoi consigli e i suoi suggerimenti. E anche oggi, vedete con quanta compostezza, con quanta puntualità, con quanta precisione il Presidente internazionale è lì, ci segue, ci ascolta e vi assicuro che è un grande quando si parla del Presidente Grimaldi si respira un'area di assoluta austerità, grande rispetto. E noi, ricordiamoci, siamo il distretto da cui è stato espresso un Presidente internazionale. Non sono tanti distretti che hanno questa fortuna, che hanno questo privilegio. Ma accanto a questo il nostro distretto ha espresso anche un past direttore internazionale nella persona di Domenico Messina, che è sempre stato presente, che è sempre stato accanto a noi quando gliel'abbiamo richiesto, che ha il dono della discrezione più assoluta, perché a domanda risponde, ma non possiamo mai dire che abbia fatto pesare mai il suo ruolo, la sua presenza e la sua presenza ancora significativa come responsabile del VAT in Europa, e questa è una cosa sicuramente che ci deve inorgoglire perché è stato sempre a disposizione quando l'abbiamo cercato. Ma è una grande risorsa, è una realtà del nostro distretto e ne dobbiamo tenere conto. E il nostro distretto ha espresso anche un Presidente del Consiglio dei Governatori nella persona di Salvo Giacona, che anche lui seduto in questo tavolo, al quale tanti di noi dobbiamo supporto, suggerimenti, consigli, lezioni di laionismo e anche, io dico, a volte di vita, perché non si possono distinguere le due cose. Abbiamo quindi una presenza di una persona che ha interpretato il laionismo a livello multidistrettuale, che conosce il multidistretto, conosce quella realtà che vi assicuro, restando soltanto confinati a livello distrettuale, non è facile percepire. Però vedete, voi siete stati tutti i past governatori, siete stati a quel tavolo seduto dove io ci sto da pochissimo, e quindi sapete cosa significa il confronto con altre realtà. Bene, se l'umiltà deve essere il dono, la virtù che ci deve sempre contraddistinguere quando ci confrontiamo con gli altri, dobbiamo anche comunque tenere sempre presente che dal confronto a volte il nostro orgoglio cresce, perché, ripeto, non solo abbiamo questi fattori unici al mondo che altri non hanno, e qualcosa significa, perché se dal distretto 108, oggi Yupp sono B, ma parliamo anche di prima, si esprimono certe
figure, certe presenze, qualcosa significa. Significa che si è lavorato ad un certo modo, significa che abbiamo inteso un laionismo a livello lideristico che ha sicuramente un grande peso. E quindi accanto a questo dobbiamo considerare che abbiamo avuto dei past governatori veramente eccellenti. Io non voglio fare qui, sono governatore, quello che mi avete regalato l'ho preso, ho avuto il vostro grande supporto di tutti e ve ne sono infinitamente grata. Ma devo dire che io da voi ho appreso moltissimo. Studiando e vedendo quello che avete fatto, quello che avete realizzato, molto l'ho vissuto, ma io laionisticamente sono giovane, molto l'ho vissuto. Devo dire che io mi sono formata la maggior parte con voi, perché sono stata presidente quando era presidente Pogliese, sono stata delegato per il tema di studio distrettuale con Franco Freni, sono stata secondo vicegovernatore con Enzo Leone, sono stata con Spada responsabile del GLT, sono stata accanto a voi, sono cresciuta insieme a voi, ho respirato quello che voi mi avete trasmesso e vi assicuro che è tanto. Allora, a questo punto, al punto in cui ci troviamo, al punto in cui si è venuta a creare una congiuntura, diciamo, molto molto particolare, che è quella di questa grande sinergia con due persone che sono qui sedute e che ringrazio infinitamente per il supporto, per l'amicizia, per la condivisione, per l'affetto che mi danno e che ci scambiamo in qualunque momento, perché stiamo veramente ragionando in maniera in tre, lo dico, no? Io credo che, e loro stessi hanno condiviso anche questo, ecco, io credo che in questo momento, con questa situazione, era il caso di fare un po' la somma di quello che questo distretto è. Ma non solo per inorgoglirci, che è già importante, perché nessuno, dico nessuno, deve pensare, e la prima ovviamente parlo di me, che ancora ho cominciato da poco e ho un percorso davanti, nessuno deve qui inventarsi niente. Il punto è proprio questo. Noi qui non abbiamo da inventarci nulla. Qui, se noi guardiamo indietro, quella che a me sembra la più grande novità, già si è fatta, perché alla fine il laionismo lo abbiamo vissuto a livelli così elevati, così importanti, per cui abbiamo aperto già strade. E allora cosa vogliamo fare? Qual è il senso di questo incontro di oggi? Intanto il recupero della nostra identità forte, forte. Nessuno pensi che domani si arrivi nel distretto 108 YB perché si vogliono cambiare i tendaggi, si vogliono cambiare i pavimenti, si vuole fare chissà che cosa. Questo è un patrimonio che non appartiene al governatore, che non appartiene al governatore Cirillo o, ormai non vado lontano, o al governatore Gibilaro. Questo è un distretto il cui patrimonio appartiene a tutti, appartiene ai soci in primis, che hanno consentito ai governatori di esprimersi, perché da soli non facciamo niente, e quindi è un patrimonio di tutti. Questo è un distretto in cui il patrimonio Grimaldi, in cui il patrimonio Messina, in cui il patrimonio Giacona è un patrimonio di tutti. Questo è un distretto in cui il patrimonio di tutti i vasti governatori che ci hanno lavorato è un patrimonio di tutti e tutti lo dobbiamo difendere. Quindi questo è quello che noi vogliamo dire, e lo vogliamo dire, si badi bene, senza fare processi a nessuno, con grande serenità, con grande lealtà, con lealtà di pensiero, con lealtà di parole, senza avere rimostranze. Se qualcuno nel suo dire, che deve essere un dire libero, per questo l'abbiamo tenuto, diciamo, ristretto, nel suo dire deve pensare
la sta dicendo a me perché io 5 anni fa ho fatto una cosa, io 6 anni fa ho fatto un'altra cosa, io l'anno scorso ho fatto un'altra cosa. Ogni anno ha la sua storia, ogni momento giustifica ciò che viene fatto, perché tutti lavoriamo in buona fede, quindi non ci sarà assolutamente in discussione il buon operato di tutti quelli che hanno agito, perché ognuno ha fatto il meglio che ha ritenuto di fare. Quindi, sgombrando il campo da questo, voglio dirvi che un'altra riflessione che sicuramente è il caso di fare è quella dei rapporti tra le varie generazioni. Noi dobbiamo considerare che si sta venendo a creare uno scollamento tra generazioni, che, attenzione, non è soltanto il rapporto Leo-Lions, che stiamo cercando da anni di coltivare e che bene o male sta dando i suoi frutti. Forse quello è quello che ci impressiona di meno, perché se i Leo entrano è tutto oro colato. Il ragionamento noi lo dobbiamo fare al nostro interno e io auspico che da qui, oggi, domani, escano delle indicazioni. Noi abbiamo uno scollamento generazionale sul quale ci dobbiamo interrogare. Uno scollamento generazionale che vede persone più anziane che sono ai margini, voi perché la tecnologia li ha travolti e non sono riusciti a tenere il passo, voi perché noi poi leader di club, di distretto, di circoscrizione, di zona, non abbiamo avuto il tempo di attenzionarli, di affiancarli, di mettergli accanto persone, risorse che li aiutino, perché se noi questo scollamento non lo cominciamo a colmare, finisce che a breve troveremo gli anziani, le risorse migliori che si allontanano o peggio vanno via e i giovani che rimangono senza guida. Quindi questo è un altro elemento su cui dobbiamo ragionare. E poi un altro elemento importante, il tipo di servizio, il tipo di attività che i Lions oggi sono chiamati a fare. Quando parlo di oggi e del panorama che non sarà difficile immaginare per il futuro a seguito della pandemia. E io credo che noi dobbiamo qui risolvere anche un altro conflitto, che non è un conflitto e non lo deve essere: solidarietà, sussidiarietà. Questi sono i due binari che dobbiamo fare convivere, perché sono due binari che si completano l'un l'altro. Allora c'è la realtà, c'è il club che ha le risorse per affrontare una questione sul piano della solidarietà e quindi si muove in questo senso. C'è lo stesso club che può avere risorse che si muovono per la sussidiarietà e questa è un'altra situazione, ma è una situazione che ci richiede un impegno anche intellettuale di grande, di particolare attenzione, perché fare la solidarietà esige sensibilità, fare la solidarietà esige prontezza nell'essere, nel farsi prossimo, nel mettersi a disposizione dell'altro, e io credo che questi siano valori di fondo che noi abbiamo in comune, perché se tutti portiamo questo spillino significa che tutti vogliamo dare qualcosa per l'altro. Mettersi a disposizione della pubblica amministrazione è un atteggiamento, è un fatto che ha bisogno di grande preparazione, perché se noi ci poniamo a volere fare sussidiarietà e ci approcciamo a discutere con le istituzioni senza conoscere bene ciò di cui andiamo a discutere, o ci lanciamo in programmazione progetti che poi non possiamo portare avanti perché non abbiamo le risorse e le capacità per farlo, o nella peggiore delle ipotesi veniamo accolti con gentilezza, con cortesia da chi è l'interlocutore, nella consapevolezza che è stato un pourparlers e non abbiamo fatto nulla. Quindi anche qui grande attenzione su una tematica che deve trovare qualche soluzione nell'approccio. E poi l'altro aspetto che è complementare alla
proprio alla sussidiarietà. Il terzo settore, un momento questo storico importantissimo. Oggi se ne deve parlare perché la normativa sul terzo settore ormai è già operativa. Esiste il registro, ancora manca qualche piccola cosa, però di fondo noi dobbiamo avere il tempo per discutere. Apprenderemo nella sessione all'uopo destinata, che sarà condotta dal nostro socio past governatore Gianfranco Amenta, che sapete essere una bella risorsa anche a livello multidistrettuale, perché ancora una volta è stato confermato nella commissione che si occupa di questa tematica. E questo argomento, ecco, noi lo discuteremo oggi, perché guai a stressare i club. Anche qui, senza nessuna polemica, noi non dobbiamo dimenticare lo stress, la preoccupazione, la grande difficoltà in cui tutti ci siamo trovati l'anno scorso, come se scegliere di aderire a una cosa o di non aderire a una cosa era un motivo di conflittualità con una persona o con un gruppo. Assolutamente no. Se si fa un errore di questo genere, quell'errore va emendato. Noi non dobbiamo porre mai i club nelle condizioni di essere stressati. Noi dobbiamo dare ai club il convincimento che li stiamo assecondando, che li accompagniamo, che cerchiamo di fare tutto il possibile per fare capire loro quello che devono fare, che gli diamo tutte le opportunità davanti, ma alla fine quelli che scelgono sono loro. Perché è il club che deve capire, che deve fare lo sforzo mentale per proiettarsi in avanti. Voglio continuare a fare la riunione, gestire piccole cose, se voglio continuare così va bene come stiamo. Voglio andare a fare un passo sul piano della sussidiarietà, sul piano dei progetti condivisi con la pubblica amministrazione, sul piano, diciamo, di tutti gli ambiti e delle opportunità che il terzo settore pone. Belle chiacchiere. Abbiamo le risorse per farlo? Se abbiamo le risorse per farlo, senza se e senza ma, si passa al terzo settore, con tutti gli adempimenti, con quello che si deve fare, ma capite bene che non è una scelta di iscriversi o non iscriversi, è un problema di scelta di passo, di un salto di qualità che dobbiamo fare. E tornando al nostro distretto, e qui abbiamo bisogno di voi, per dirci che livello abbiamo, che culture abbiamo, e non dobbiamo, noi quando andiamo a fare le visite, quando facciamo le riunioni, quando facciamo tutti gli incontri, ci diciamo sempre che siamo tutti bravi. Da qui, in questi 2 giorni, ci dobbiamo riconoscere quali sono i limiti. Perché guai a far passare tutti i club nel terzo settore, almeno questa dico è la mia modesta opinione, poi la confrontiamo, e quindi catapultarli in un mondo che è diverso se non si è capito, e se non si è capito che cosa bisogna fare. Li graviamo di orpelli. Guai a non fare capire ai club che ci sono, così come abbiamo fatto oggi, che non possiamo continuare in quel modo. Perché se oggi abbiamo avuto l'amabilità di tutti, che sanno che facciamo beneficenza, che vendiamo i biglietti per questo e per quello, e ci lasciano in pace, domani questo non lo possiamo fare. Quindi capite che questo è un problema che dobbiamo affrontare noi, per passarlo ai soci con grande serenità, con grande tranquillità, perché c'è un rischio che non si capisca bene e si facciano le scelte sbagliate. E a chi la vogliamo dare poi la colpa? Ai club che non hanno capito o alla classe dirigente di farglielo capire? Quindi anche questo sicuramente usciremo con qualche soluzione, perché conosco le vostre capacità e sono certa che riusciremo a farlo. E qui dico,
potrei anche continuare, ma mi fermo. Diciamo che in linea di massima questa è la situazione. Vedo Salvo Ingrassia e un'altra questione, il centro studi, questa bellissima realtà che abbiamo, una realtà al passo coi tempi, una realtà in cui tante persone si sono spese, ognuno facendo la sua parte, ma il ruolo del centro studi va di pari passo con quelli che sono i passi e i programmi dei club, dei soci, dei vertici, perché se noi non camminiamo di pari passo è ovvio che qualche sfasatura ci può essere, quindi anche questa è una riflessione che noi dobbiamo fare. Ancora la riflessione sulle formalità, quanto contano le formalità rispetto ai contenuti, e se possiamo generalizzare, come noi quasi oggi facciamo, tutti i momenti legandoli ai nostri cerimoniali, o dobbiamo fare un distinguo, perché nei momenti in cui la società ci impone celerità, sintesi, capacità di arrivare subito agli obiettivi e affrontare le tematiche in maniera veloce, noi siamo una vecchia locomotiva, lo dobbiamo dire, una vecchia locomotiva. E allora cosa dobbiamo salvare di quello che c'è, che è importante, che ci contraddistingue, che ci rende tutti uguali, che ci fa appartenere anche con la forma a questa grande famiglia, che è importantissimo questo, no? È un valore la forma, perché siamo tutti, se noi parliamo di riunioni di circoscrizioni, se noi parliamo di governatori, di vicegovernatori, di questo, di quello, siamo tutti uguali, ci riconosciamo qui come ci riconosciamo in qualunque altra parte del mondo, quindi è un valore. Ma quando noi ci andiamo a rapportare in un'aula magna per discutere di un problema che riguarda un service aperto alla città, ma quando vedono tutti questi ambaradam, dice: ma scusate, siamo venuti qua per fare cosa? Per celebrare il governatore, il vice, il secondo vice, questo, quell'altro. Quindi questo è una riflessione che noi dobbiamo fare, senza dissacrare, perché il rito, l'ho detto, conoscere, ma adeguando questi momenti alle realtà che dobbiamo vivere. Poi l'aspetto fondazione. Noi stiamo facendo un grande lavoro anche quest'anno e io ringrazio Spada perché addirittura mi sta seguendo nelle visite amministrative. E stare lì seduti, un conto è che lo debba fare il governatore con il suo staff e con il primo e il secondo vice, ma chiedere a un pastore governatore di essere presente per interfacciarsi con tutti i club, devo dire che è un lavoro che sta avendo grandi frutti, perché quando Enzino Spada ripete tutto quello che deve dire, 90% dei casi dice: non lo sapevo. Ah, ma io posso prendere il Melvin John? Non lo sapevo. Ma io ho questo credito? Non lo sapevo. Ecco, oggi qui Enzo Spada nel suo intervento farà qualcosa di più. Gli abbiamo chiesto di fare uno sforzo progettuale, perché i club non sanno progettare. Se non sanno progettare non sanno attingere e quindi percepiscono la fondazione solo come qualcuno che ci mette le mani in tasca e non ne possono più. Allora vedete il cambio di passo quanto è importante. Vedete che quando si arriva al punto bisogna tornare indietro e bisogna resettare. Noi abbiamo tanto da resettare, ma non perché abbiamo fatto tanti errori, tanto perché abbiamo fatto tanto lavoro, tanto perché abbiamo messo in campo tante nostre belle realtà, e tante realtà sono ancora in campo. Tante realtà sono presenti. Antonio Pogliese nel collegio, presidente del collegio di revisore dei conti del multidistretto, Salvo Giacona, componente della commissione multidistrettuale per la revisione dei distretti, Amenta nella commissione per il terzo settore,
la Carpino per quanto, e l'ha trovato per quanto riguarda gli scambi giovanili. Noi abbiamo risorse che sono ancora attive, altre che ne potremo sicuramente proporre, perché la qualità, vi posso sembrare presuntuosa, la qualità che c'è in questo distretto è difficile poterla trovare altrove. Questo ve lo posso dire nella maniera anche al punto di sembrarvi un pochino presuntuosa, però, ripeto, sarà che abbiamo negli anni ascoltato queste persone, per cui dico, è il minimo che possiamo fare nel cercare di prendere il meglio e rilanciare. E rilanciare perché? Perché ancora abbiamo tante opportunità. Abbiamo tante opportunità. E di queste opportunità io esplicitamente non ne parlo per scaramanzia, ma chi segue un po' le questioni, diciamo, delle politiche laionistiche, sappiamo che potremo avere anche un candidato alla presidenza della presidenza internazionale, che ancora una volta parte da questo distretto. Quindi vogliamo arrivare pronti a questi momenti, vogliamo vivere intensamente queste opportunità che tutti noi stiamo vivendo, vogliamo uscire dall'io smodato per proiettarci nel noi, vogliamo imparare fortemente a sentire nostri i successi degli altri, a sentire i nostri fallimenti degli altri e a unirci tutti in un contesto di generosa solidarietà, perché noi ricopriamo cariche che non sono cariche personali, sono cariche di servizio. Parliamo questo linguaggio di disponibilità, di noi, di gruppo, di vicinanza l'uno all'altro. E concludo sul perché abbiamo anche letto la preghiera dei Lions oggi. Quelle parole, quelle invocazioni, oggi più che mai ci sono molto utili, le sento molto molto utili. Chiediamo al Signore di darci l'intelletto per dire le parole più giuste, per fare le scelte più giuste. Chiediamo al Signore di renderci veramente migliori, perché siamo qui, lo dice la preghiera, per essere migliori, e chiediamo al Signore che, essendo migliori noi, riusciamo anche a migliorare la nostra realtà laionistica, le comunità in cui ci muoviamo e, perché no, il laionismo in genere.